La rete Zero PFAS, sì, appunto è nata un anno fa. E cos'è? È una rete di associazioni e comitati che si occupano all'interno dei propri territori della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini ed in particolare dell'inquinamento da PFAS. La rete del Veneto è un nodo della rete nazionale, Rete Zero PFAS Italia, che attualmente comprende 5 regioni: la Toscana, la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e la Liguria. L'obiettivo della rete nazionale è quello di raccordare e coordinare tutti i gruppi, sia regionali che nazionali, per rafforzare e decidere di strategie ed azioni. Cosa fa la rete Zero PFAS Veneto? Chi c'è intanto nella rete Zero PFAS Veneto? Ne fanno parte le storiche realtà del Vicentino, ci sono le Mamme No FAS, Fastland, Cilsa, Medici ISDE per l'ambiente, la rete gas gruppi di acquisto solidari, ma non solo, perché ci sono anche i comitati che si occupano di inceneritori, discariche o progetti di stoccaggio di rifiuti pericolosi, di grandi opere come la Pedemontana, di cui parleremo stasera, di acqua, come i comitati per l'acqua bene comune, e di organizzazioni ambientaliste come Greenpeace. Cosa stiamo facendo attualmente? Stiamo portando richieste dei vari gruppi a livello regionale e con la rete regionale, per esempio, stiamo raccogliendo l'approvazione alla mozione per bandire i PFAS e alla proposta di legge Ban PFAS. Più di 100 comuni hanno aderito attualmente, compreso anche il Consiglio regionale del Veneto, qui nel Veneto. Stiamo cercando anche di dialogare con le istituzioni, infatti abbiamo appena emesso un comunicato stampa ai candidati per le elezioni del Veneto in cui facciamo anche delle proposte. A livello nazionale il gruppo Rete Nazionale, Rete Zero PFAS Italia, ha aderito alla proposta di legge Ban PFAS e portato in Parlamento a maggio del 2023 7 capisaldi che sono stati raccolti all'interno di tutti i comitati ed associazioni. Poi ha aderito al manifesto BAM-FAS europeo. Adesso noi stiamo cercando di sensibilizzare anche la popolazione, soprattutto nelle zone dove ancora non si è parlato molto di FAS, mentre magari nella zona rossa dove abito io ormai la gente è un po' a conoscenza di queste sostanze e quindi vi ringraziamo di essere qui questa sera e vi auguriamo una buona serata.